Sport, ambasciatore delle Dolomiti Bellunesi nel mondo. Nasce da questa filosofia un progetto di co-marketing che coinvolge Fondo per i Comuni Confinanti, DMO, e 4 squadre bellunesi di calcio, volley, hockey su ghiaccio e pallamano. Abbiamo con orgoglio 4 squadre bellunesi che portano i colori delle nostre Dolomiti ogni settimana oltre la nostra provincia e oltre la nostra regione, e peraltro lo stanno facendo portandoci grandi soddisfazioni anche dal punto di vista sportivo. Ma l'importanza di questa azione di co-marketing sta anche nella promozione del nostro brand territoriale anche al nostro interno. Dopo le Olimpiadi, dopo la tappa del Giro Italia in cui lei ha sempre creduto, anche altri 4 sport ambasciatori delle Dolomiti in Italia? Questa è la premessa, che è anche una risposta, è proprio così. Ci sono pallamano, pallavolo, hockey e calcio, 4 ambasciatori che fanno da ambasciatori sul territorio nazionale e anche straniero. È un inizio di una promozione del territorio. La mia preoccupazione, ma anche il mio obiettivo qual è? Non fare solo un anno, perché altrimenti sarebbero soldi buttati via, ma fare una programmazione almeno di 3 anni, se non 5.